fatte, che è stata processata per determinati reati e sfortunatamente per Report assolta. Allora, o Report si sostituisce alla magistratura oppure quella persona lì è innocente, ripeto, sugli 80 presenti. E loro hanno cercato di costruire questa trasmissione dicendo che il sottoscritto era legato all''ndrangheta per questo motivo. A quel punto arrivano le interrogazioni parlamentari che chiedono al prefetto di intervenire, perché se a Verona vincono gli appalti, tutte le imprese legate all''ndrangheta, il prefetto correttamente fa una riunione dove invita le forze dell'ordine, l'antimafia, e quindi invita tutti i soggetti preposti per dire ci sono gli estremi per poter valutare se ci sono fenomeni di infiltrazione all'interno dell'amministrazione comunale, e la conclusione è assolutamente nulla, perché non c'è un appalto che sia uno, ma uno che sia in odore di questo tipo di problematiche, tant'è che il sindaco non è indagato da nessuna parte per questo tipo di problematiche. E quindi quella trasmissione, se uno si domanda il perché Report ha provato a costruire quella trasmissione, io una risposta me la do rispetto all'iniziativa che il sottoscritto porta avanti. Quindi esatto, la Lega ha un suo impegno in politica? Beh, non vedo altro motivo plausibile, perché siccome è una trasmissione costruita, e allora o ce l'hanno personalmente con Flavio Tosi, ma non vedo il motivo, oppure ce l'hanno con Flavio Tosi politico. Il Ranucci lo afferma all'interno di quelle registrazioni che è fatta per colpire Flavio Tosi.